Quello che dico sempre ai nuovi piloti e ai nuovi ufficiali che entrano nelle Frecce Tricolori è: ricordatevi che nel momento in cui indossate la tuta blu non è importante la persona che veste quella tuta blu. Fuori deve uscire lo stemma che si veste sulla tuta blu, che è lo stemma che rappresenta non soltanto le Frecce Tricolori, ma rappresenta tutte le forze armate e in primis l'aeronautica militare, cercando di far vedere proprio quel lavoro di squadra che si vede in volo con questi 10 aeroplani che cercano di fare queste magie emozionando il pubblico. Cerchiamo di farlo nella maniera più italiana possibile, cercando di dare quel senso d'arte, di armonia che solo noi italiani riusciamo a fare. Questo è un frutto di tanti anni di sacrificio, dove anche persone hanno perso la vita per costruire quello spettacolo che vedete in spiaggia a Lignano, a Grado, qua vicino. Però penso che questa attività di un reparto particolare, di attività di rappresentanza, sia un bellissimo biglietto da visita del Made in Italy, non soltanto in Italia ma anche all'estero. E il valore più bello che noi portiamo ai più giovani è proprio quello di invogliarli a crescere affrontando con dignità il sacrificio, perseguendo un obiettivo comune. Io ringrazio l'amministrazione di Fossalta di Portogruaro per l'onorificenza che mi è stata concessa oggi. Ringrazio anche tutti i cittadini della comunità di Fossalta per essere venuti qui e per avermi accolto. Non nascondo la mia emozione, forse lo sentite dalla voce. Al comune di Fossalta di Portogruaro, luogo che mi ha accolto da bambino e che tramite la sua comunità mi ha fatto diventare uomo, con affetto. L'amministrazione conferisce la cittadinanza onoraria al tenente colonnello Stefano Witt per aver dato lustro al comune di Fossalta di Portogruaro con la sua encomiabile carriera, e assieme all'onorificenza consegniamo anche le chiavi simboliche ma anche materiali del nostro comune.